Pronto? Pronto? No, l'ultimo contatto, questo va perso di contatto, da allora non si sa più niente. E caduto il bus lungo la rotta che porta da Bologna a Palermo. E a lei chi le ha detto che è caduto? Guarda, questo qui deve atterrare, siamo alle 9:13 su Palermo. 27 giugno 1980, un 19 dell'Itavia in volo da Bologna a Palermo si schianta in mare, nei pressi dell'isola di Ustica, e scompare in mare in maniera inspiegabile, non si capisce cosa sia accaduto. Davvero non si capisce. L'Italia si domanda, innanzitutto rimane a bocca aperta di fronte a questo incidente, ma si domanda: sarà veramente un incidente? Un cedimento strutturale, come allora si chiamano possibili difetti della struttura dell'aereo? Una bomba esplosa in volo, un missile, e se è un missile chi lo ha lanciato? Bene, questi interrogativi cominciano a circolare per tutta l'Italia, sui giornali, ma anche in televisione, fra i cittadini, e per anni e anni si continuerà a discutere senza che una verità definitiva sia mai accertata come tale. Ancora oggi, quando uno cerca sui libri di storia il drammatico incidente di Ustica, nessuno è in grado di dare una definizione certa del perché quell'aereo si inabissò nei pressi di Ustica. Bologna, aeroporto Guglielmo Marconi.